Ieri si è celebrata la giornata per la lotta al diabete e in questo senso l'ASPA ha il plauso di avere organizzato un'iniziativa ad ampia condivisione di pubblico perché è fondamentale arginare il dilagare della malattia con la prevenzione. Ma c'è purtroppo un ma. Le passeggiate da sole non bastano. L'ASP di Agrigento è quasi del tutto sfornita di diabetologi specializzati. Dunque coloro che sono affetti dalla patologia, in particolare quelli che necessitano di piano terapeutico e prescrizione dei presidi, troppo spesso vengono abbandonati a se stessi. Accade che alla scadenza del piano terapeutico il paziente debba recarsi all'ASP, unica struttura che può farlo, per le visite di controllo e il rinnovo. Ebbene, le liste lunghissime non consentono di poter accedere ad una prenotazione, dunque il cittadino decide di rivolgersi ad un diabetologo a pagamento. Non vale nulla perché l'unica deputata al controllo e alla prescrizione di farmaci e presidi sanitari è l'ASP, quella stessa che possiede pochissimi diabetologi e che non permette, attraverso il sito dedicato Sovracup e cercando di utilizzare tutti i canali deputati, che il paziente possa accedere alle cure. Potrebbe ciò configurarsi come interruzione di pubblico servizio in danno di un bene primario, la salute del cittadino, che, nelle more della lunga lista d'attesa, si parla di tempi che consentirebbero un'eventuale visita solo da agosto in poi, rimane senza cure e senza presidi. Seppur dunque apprezzando la buona volontà nell'organizzare la giornata per la lotta al diabete, ci chiediamo quale senso possa avere nella considerazione del fatto che il paziente che necessita non può poi accedere alle cure. Giriamo la segnalazione al commissario Zappia affinché possa comprendere il malfunzionamento del meccanismo e approntare tutti i correttivi che necessitano. Noi attendiamo una risposta in merito.